Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, 14:38 di oggi per quanto riguarda questa giornata particolare di venerdì 28 maggio, dunque spazio all'approfondimento su friulitv.net e parliamo di mattone immobiliare, insomma l'area che tira in Friuli Venezia Giulia, lo vedo già collegato, il presidente regionale, già presidente nazionale, tanto della giunta nazionale della FIAIP, con noi Leonardo Piccoli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ecco, ho detto già presidente perché mi pare, no, Piccoli, che ieri o l'altro ieri lei ha terminato il mandato, no? Sì, adesso siamo in procinto dei rinnovi delle cariche, quindi una stagione calda, ecco. Certo. Allora io ho detto che aria tira per quanto riguarda il mattone in Friuli Venezia Giulia rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, che era tra fine marzo e i primi di aprile. Sì, precisamente era il 22 marzo, quindi 67 giorni fa, Omar. Beh, devo dire, le cose sono cambiate, devo dire, sono cambiate in maniera molto positiva. Innanzitutto cerchiamo di fotografare quello che è il momento che stiamo vivendo, al di là del mercato immobiliare, ma parliamo di economia, diciamo così, molto più ampia, perché come sostengo io, in un campo di gioco poco praticabile parlare di economia è complicato. Oggi, a differenza di quando ci siamo sentiti l'ultima volta, Costantini, innanzitutto siamo alla vigilia di un semaforo finalmente bianco, un colore a noi sconosciuto da 1 anno e 3 mesi almeno. Abbiamo un dato vaccinale in regione molto positivo, quindi abbiamo superato il 20% dei residenti con la seconda dose, quindi questo è un dato molto significativo. Il clima di fiducia delle famiglie è uscito pochi giorni fa, anche un'indagine Istat che ha delineato un clima di fiducia in aumento da parte delle famiglie e delle imprese in particolare. Abbiamo anche un prodotto interno lordo che sta segnando un dato molto importante, il 4,1 sul 2021 e voglio ricordare contro il 3% del dato della Germania. Ecco, quindi questo è il campo di gioco che devo dire un campo di gioco che ci lascia intravedere una prospettiva molto importante per l'economia in generale e in particolare per il mercato immobiliare. Un mercato che devo dire i dati li stiamo adesso predisponendo perché faremo la pubblicazione verso la fine di giugno dei dati reali del mercato, ma la sensazione, quindi non voglio anticipare nulla, ma la sensazione è molto positiva. Quindi abbiamo un aumento della domanda che si è consolidata nel corso del 2021 e quei ragionamenti che abbiamo fatto tempo fa, Costantini, se lei si ricorda, sul decentramento, sulle seconde case, questo è un trend che sta continuando e sta continuando con delle percentuali molto importanti. In particolare nelle località turistiche, siamo alla vigilia di una stagione turistica e quindi ci eravamo comunque ripromessi di dedicare uno spazio anche al mercato turistico. Ecco, quindi ripeto, in questo campo di gioco devo dire c'è grande entusiasmo. La stagione turistica è alle porte, sentendo i nostri operatori della montagna e del mare confermano evidentemente un mese di maggio che non possiamo farlo rientrare in una classifica perché è stato un mese di maggio molto tormentato dal punto di vista del meteo e dell'incertezza, ripeto, di questi colori, in particolare del mercato estero, che per questa regione è molto importante. Alcuni giorni fa, devo dire, ho visto anche dei dati molto importanti pubblicati su un quotidiano locale che disegnavano, diciamo così, la storicità dell'andamento turistico in questa regione, ma in particolare quei 4 miliardi di prodotto interno lordo che il comparto
pesa per quanto riguarda la regione e rappresenta il 12%, non è banale. Ecco, siamo in una stagione in cui, ripeto, maggio cancelliamolo ovviamente, giugno si appresta ad entrare con dei dati confortanti, però il dato di luglio-agosto vede chiaramente una prenotazione per quanto riguarda il mercato turistico delle case, quindi parlo di seconde case, che oramai è tutto esaurito, sia a Lignano, a Grado e devo dire anche nella nostra montagna. Quindi la gente, ma questo era anche fisiologico, non vede l'ora di iniziare un attimino a rivivere quella normalità a cui insomma non ci siamo mai abituati ad abbandonare. Certo. Quindi c'è grande voglia, c'è grande entusiasmo. I prezzi, devo dire, stanno aumentando. Questa è la notizia che vi posso dare. Siamo l'unica regione, assieme alla Valle d'Aosta, che ha fatto segnare al primo trimestre del 2021 un aumento pur minimo, ma del 2,4% dei valori del mercato complessivamente. Quindi questo è un dato che è significativo non tanto dell'aumento in sé, ma è significativo di un aumento della domanda, perché aumentando la domanda è evidente che il mercato subisce delle oscillazioni, sia in difetto che in eccesso. Quindi questo è un segnale importante. Segnale importante anche viene dal mondo del credito, che continua comunque a sostenere gli acquisti, che rappresentano oramai l'80% delle compravendite. Ecco, un credito, come ricordavamo l'ultima volta, che sicuramente verrà modificato nel corso del 21. I tassi fissi stanno leggermente aumentando, il variabile, devo dire, è ancora molto importante, siamo veramente a tassi molto bassi, le banche erogano e questo è fondamentale. E poi la grande novità, Costantini, di alcuni giorni fa, questo decreto sostegni bis, che ha visto finalmente una battaglia anche del nostro sindacato, che ha messo al centro quelli che sono realmente i giovani e quello che è l'emancipazione giovanile. Quindi un provvedimento che è entrato in vigore proprio da ieri, con i primi contratti che abbiamo stipulato ieri, in cui vede tutti gli under 36 esonerati dalle tasse di registro, dalle tasse ipotecarie, dalle tasse catastali, dalla tassa anche sul mutuo prima casa che gravava lo 0,25. Quindi mediamente oggi una coppia giovane chiaramente può avvicinarsi al mondo dell'acquisto della prima casa sapendo che mediamente dai 3 ai 5.000 euro li ha già risparmiati. Beh, questo è un segnale, devo dire, che è molto importante ed è, ripeto, abbiamo inaugurato ieri questa stagione nuova e ho visto un sacco di giovani avvicinarsi con grande curiosità. Questo è importante perché è un modo, ripeto, per far iniziare ai giovani una vita di coppia molto prima, ma in particolare, diciamo, credere maggiormente a questa nostra terra, a questa nostra regione che ha bisogno tanto, ma tanto, che i giovani si fermino e vivano la loro vita in questa terra, perché ci vede all'ultimo posto, come l'abbiamo già ricordato, per il tasso demografico, che veramente questo è un qualcosa che ancora ci penalizza. Quindi, come vedi, le notizie sono notizie buone. Chiaro che l'incertezza è la solita, è una ricaduta, la ricaduta sarebbe devastante, però insomma, a differenza dell'anno scorso, Costantini, in cui, se ci ricordiamo, abbiamo trascorso un'estate quasi normale, non c'era ancora il vaccino, e devo dire che il dato di Lignano in particolare ha visto la tassa di soggiorno, che per noi è un dato molto importante, passare da circa 1.700.000 euro a 1.100.000, con una perdita del 28%. Beh, quest'anno io penso che con la vaccinazione, con l'abitudine anche alla prudenza distanziale che abbiamo comunque conseguito in questi mesi, beh, sarà una stagione importante, una stagione che io in maniera provocatoria ho detto che tornerà al dato del 2019, che per noi è stato un dato record. È chiaro, la grande incertezza è il mercato degli stranieri. Io mi auguro che adesso, anche con questa chiarezza sulla non obbligatorietà della quarantena, come si era ventilato all'inizio, beh, ci possa essere quella mobilità Germania, Austria in particolare, che è un mercato a cui noi non possiamo sottrarci, perché è fondamentale e rappresenta circa il 40% del nostro prodotto comunque turistico regionale.
Per quanto riguarda invece, Presidente, le chiedo, per quanto riguarda il discorso degli acquisti delle case, no? L'ultima volta ci eravamo sentiti, ma anche la penultima volta, c'era una interessante richiesta da parte delle persone, in particolare nelle zone delle città, di spostarsi, diciamo, verso la periferia, verso la campagna, no? Ecco, il trend rispetto all'ultima volta è lo stesso? C'è stato un calo o un aumento? Beh, allora anche il dato, diciamo così, nazionale ci conferma comunque quel 10% in più di compravendite che guardano quella che è la provincia italiana, ma guardiamo anche la nostra provincia regionale, che è il dato che ha trascinato nel corso del 2020 le compravendite. Il 21, devo dire, il trend per quanto riguarda i primi 3 mesi, quindi la prima trimestrale, è continuato. Ora che viviamo probabilmente anche un entusiasmo nuovo, dettato, ripeto, dalla campagna vaccinale, che è fondamentale, beh, devo dire che c'è stata anche una riscoperta delle città nuovamente e quindi c'è stato un aumento invece consolidato dell'aumento dei metri quadrati che servono le famiglie e quindi chiaramente, come ricordavo già, per avere qualche metro quadrato in più, fermo restando quello che è il budget di spesa, uno deve comunque allontanarsi e cercare quei mercati molto più concorrenziali, competitivi, ecco. Per cui c'è un mondo nuovo anche per noi che stiamo adesso monitorando, però il trend continua ad essere confermato, essere proprio quello di un distanziamento urbanistico, e questo era evidente comunque in questa situazione. Sempre al centro quelle comunità, e qui l'invito è veramente alle amministrazioni comunali, quelle comunità che offrono dei servizi, e per servizi si intendono tante cose. E devo dire, è importante la presenza, per esempio, di una caserma dei carabinieri. La gente guarda con molta attenzione questo tipo di sicurezza, guarda con attenzione quelli che sono i trasporti pubblici, i servizi scolastici che una comunità offre, parlo dei asili nido, parlo delle scuole dell'infanzia, per cui ecco, c'è una ricerca veramente del distanziamento, ma non ad ogni costo, deve essere un distanziamento intelligente e servito da quelle che sono le comunità locali. Certo. Bene, Presidente, io la ringrazio come sempre, chiaro e trasparente, con lei non serve tante domande perché parte in quarta e ci fa un riassunto più che completo. Io direi a questo punto con lei di darci appuntamento magari verso i primi di luglio, così tanto per avere un'idea di come sta andando magari il mercato immobiliare per quanto riguarda le località turistiche, no, della regione. Sì, guardi, io le posso fare anche una promessa. Come le ricordavo prima, stiamo adesso ultimando la raccolta dei dati ufficiali regionali per la presentazione a fine giugno di quello che è l'osservatorio del mercato immobiliare che la Federazione ormai da 22 anni presenta, e quindi ecco, posso fare la promessa che magari potremmo fare una trasmissione prima dell'evento e quindi anticipare qualche dato, che saranno dati sicuramente importanti. Bene, io ringrazio Leonardo Piccoli per la partecipazione, le auguro buon pomeriggio e buon lavoro, come si dice in questi casi. Chiaramente un buon pomeriggio anche ai nostri amici vicini e lontani nel corso della giornata. Insomma, come sempre, aggiornamenti con i nostri video flash o con le notizie sul nostro sito friulitv.net. 14.50 di venerdì 28 maggio, un saluto per chi ci guarda in diretta e anche per coloro che guarderanno questa trasmissione in leggera differita. Mandi e alla prossima. Arrivederci. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.